Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo da Guardascione qua a Napoli a Via Cilea. So che è passato qualche giorno dall'ultimo video, vi do il benvenuto. Oggi pizza. È una pizzeria in cui c'è sempre tantissima gente. Ogni giorno, qualsiasi giorno della settimana qua dentro è pieno. In più una delle cose che sicuramente è da attenzionare è il fatto che noi abbiamo fatto già l'ordinazione. Abbiamo ordinato una margherita, una tartufata e un fritto misto a centro tavola. Noi però invece della tartufata volevamo prendere un'altra pizza che si chiama Violetta, però gli ingredienti erano finiti, cioè non la potevano preparare. Quindi questa cosa è buona, negativa, non lo so, voi che dite. È arrivato già l'antipastino, sono stati veloci nonostante il locale sia pressoché pieno, quindi questa è una cosa top. È arrivato anche l'antipasto, abbiamo preso un fritto misto, patatine chips. Queste secondo me sono il plus dei plus, perché queste patatine così mi fanno veramente impazzire. Godo, sono tra le mie patatine preferite. Poi ci sono i crocchè, arancino, credo che ci sia mozzarella in carrozza qua. Vedete? E poi due salse, che queste sono le salse che fanno stesso loro. Vado di crocchè però. Buono. Mi piace. C'è il prezzemolo che per me è una cosa che nei crocchè non deve mai mancare, quindi mi piace un sacco. Bello, sì, ci sta. Una delle due salse abbiamo scoperto che è piccante, però mo faccio io il test e ve lo dico io. Tanto ormai dopo l'ultima challenge è andata un po' così. È proprio... Cioè, uno sputo. Ora, dopo l'ultima roba piccante che ho mangiato i noodles super piccanti. Questo è proprio lievemente piccantino, cioè ti dà un po' di freschezza in bocca, niente di che. Secondo me è mangiabile, anche buono, perché credo ci siano anche i peperoni all'interno. Buona, mi piace. Provo anche un'altra. Fail. Non la capisco. Sapete che sembra l'insalata russa? Oh, sa di insalata russa. La maionese un po' più particolare. Però buona. Andiamo con le altre cose. Faccina carina creata dal santo, come sempre, fa queste cose un po' particolari. Andiamo con questo. Vai. Mozzarellina in carrozza. Godrei. Vabbè. Diciamo che la mozzarella in carrozza è sempre stata la cosa che preferisco di meno, però non è male. Cioè, non mi ha mai fatto impazzire in generale, però non è male. Poi abbiamo questo che io credo sia un arancino. Ah no, è una frittatina di pasta questa. A proposito, ma voi lo chiamate arancino o arancina? Non uccidetemi se quella che comunemente è una palla di riso io chiamo arancino, Comunque questa nel frattempo è una frittatina caruccia. Le frittatine sono sempre ben accette secondo me. Poi a Napoli se non la presenti tra i fritti secondo me è un fail totale, ci deve stare per forza. Ne ho sicuramente mangiati i migliori in realtà, però va bene, non è male. Questo non so, onestamente, penso sia uguale.
No, questo è un arancino. Questo è un arancino. Questo mi può piacere, preferisco sempre quelli che hanno il sugo dentro. Cioè mi ispirano particolarmente. Allora, forse dal fritto mi aspettavo un pochettino di più. Per ora la cosa che ho preferito sicuramente sono il croquet e le patatine. Direi di andare subito all'assaggio. Partiamo proprio con la margherita, che è quella che ho preso io. L'altra è invece una tartufata. Questo ha un cornicione bello gonfio gonfio. C'è chi la preferisce col cornicione basso la pizza, chi la preferisce col cornicione alto. La cottura ci sta, non è bruciata. Secondo me questo è ovviamente un grosso punto a favore. Io qua ci ho già mangiato in realtà. Tra l'altro, ecco, qua ci ho mangiato per Udinese-Napoli, che era la finale della Serie A, che il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto. Vado. Mi sono sfogata. Il sapore è buono, mi piace anche la cottura della pizza, mi piace che ci sia tantissima mozzarella perché, raga, veramente è proprio tanta, molto buona. Forse è una delle migliori margherite mangiate negli ultimi mesi in realtà. Quindi ci sta, il pomodoro non è acido, la mozzarella è molto buona. Proviamo anche la tartufata, la prima pizza buona. Voglio vedere questa com'è. Io sono amante del tartufo, solitamente ne mettono sempre pochissimo e il più delle volte non si sente mai. Quindi proviamo, vediamo com'è, speriamo bene. Ce l'hanno consigliata, hanno detto che dovrebbe essere anche tra le più buone. Questa ci sta leggermente così, però dai. È poco, però ha un sapore forte. Se ci mettessero un po' più di tartufo io sarei proprio in paradiso. Cioè, però buona, molto buona. E da amante pure dei funghi, ti dico che c'ha qualcosa in più rispetto alla margherita. Nulla togliere alla margherita che è buona, però questa c'ha qualcosina in più secondo me. Non abbiamo resistito, abbiamo preso anche il dolcino. La mia è una fetta al latte, super cute. Una cosa che mi piace moltissimo è come impiattano tutto il fatto apposta, cioè è proprio carino. L'impiattamento è caruccio assai, devo dire la verità, spero anche il sapore, se no ci rimango veramente male. E poi l'altra che abbiamo preso è una cheesecake cocco e Nutella, anche questo è un impiattamento molto carino. Che dite? Quando andate in pizzeria, al ristorante, insomma, il dolce secondo voi è d'obbligo oppure no? Fatemelo sapere nei commenti. Vado con il primo? Io vado con l'assaggio. È molto buono, è veramente buono, raga, non me lo aspettavo minimamente, ma è buonissimo.
Cioè no, ti giuro, provalo, è troppo buono. È fresco, ma sento tutti e tre i tipi di strati. Ti dirò, non me l'aspettavo. Questo buonissimo. Andiamo con la cheesecake, sono curiosa, è carina, poi io amo le cheesecake tantissimo. Vai, proviamola, subito. È coccosissima, alla fine si sprigiona tutto questo sapore di cocco. Bello, perché poi guarda, la Nutella sta qua, la Nutellina sta qua, è tipo il cuoricino di Nutella dentro. Buona però. Mi è piaciuta. Pure questa particolare. Siamo alla resa del conto. Ragazzi, sono curiosa di sapere quanto abbiamo speso. Fatemi sapere poi dopo se secondo voi è troppo o poco. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un follow sul canale, iscrivetevi e attivate la campanella così sapete sempre quando posto nuovi contenuti. Ricordatevi di lasciare un bel likeettino, che per me anche questo è super importante. E niente, io vi sono immensamente grata per tutto il supporto che mi state dando, raga. Per quanto riguarda il conto, prima però di passare ai soldini, il tasto proprio dolente, quello doloroso, quello in cui brucia, va a fuoco, ci tenevo a dire che sono rimasta veramente sorpresa dai dolci in realtà, perché sono la parte che mi delude sempre un po' di più quando vado a mangiare fuori, perché mi sanno di basic oppure sono troppo pesanti. Cioè, questi sono fatti ad hoc, ok? C'è qualcuno che si occupa proprio di fare bene i dolci, secondo me. Un grosso punto a favore, la pizza mi è piaciuta, la margherita buona. Secondo me complessivamente era una buona margherita, una buona pizza margherita. La cottura della pasta pure mi è piaciuta, la pasta della pizza. Mancava sicuramente un po' più di tartufo nella seconda pizza che abbiamo preso, però anche quella nella norma. Erano delle buone pizze. Cioè, ultimamente ho mangiato delle pizze veramente pessime a Napoli, quindi direi che qua per il momento è andata bene. Poi il posto è molto carino, credo stiano facendo un buon lavoro, anzi magari possono lavorare su qualche piccolezza per poter migliorare ancora di più, però è un bel posticino, mi piace. Passiamo a quello che brucia, che stiamo aspettando tutti quanti. Vi ricordo che ho preso un fritto misto al centro tavola, una margherita, una tartufata, 3 bottiglie d'acqua, 2 bottiglie d'acqua e 2 dolci, e in più c'è il coperto di 2 euro a persona, quindi forse la tartufata è un po' sgravata, però ci sta. Ragazzi, in totale ho speso 53 euro, che per me sono pure meritati in realtà qua, Forse è eccessivo il prezzo della tartufata, forse il fritto troppo alto, che sta a 9, però secondo me il resto ci sta. Il dolce 6 euro, un altro dolce 7 euro, secondo me, posso dire la verità, il prezzo è equilibrato. Tra l'altro hanno aggiunto questa cosa del prezzo a persona, che è super utile quando magari vai a mangiare con tutti gli amici, fanno le tavolate, lo sai, si creano sempre quelle discussioni su che non si sa quanto uno deve dare, e quando invece ti danno anche la metà esatta. Quindi ci sta. Lo consiglieresti per una Io lo consiglierei se avete lo sfizio di volervi mettere belli con calma a mangiarvi una bella pizza. Capita magari quella volta al mese, quella volta a settimana in cui volete concedere una pizza golosa, secondo me ci sta. Ci tornerei molto volentieri in realtà. Ovviamente non è una di quelle pizzerie in cui tu vai, ti siedi, paghi
la pizza, una margherita 5 euro, paghi l'altra pizza, anzi una margherita 4 euro, un'altra pizza 5,50 euro. Qua sono un po' più studiate le pizze, paghi la zona, paghi la sala che è molto bella in realtà, a me piace moltissimo, però è un bel posto. Cioè, glieli sto dando volentieri questi soldi. Fatemi sapere voi nei commenti che ne pensate, se secondo voi è troppo, è poco, poteva essere, vi aspettavate di più, vi aspettavate di meno, fatemelo sapere. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me fino ad ora e ci vediamo al prossimo video. Ciao!